211.000 euro per la valorizzazione turistica delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. Sono state approvate una serie di iniziative che puntano, ad esempio, spiega l'assessore regionale Finozzi, alla creazione di percorsi di escursione guidata per conoscere e apprezzare le caratteristiche naturali, la conformazione, la flora e la fauna, elementi che devono essere conosciuti dai turisti. Il CAI Veneto ha presentato proposte progettuali integrative, itinerari sulle Dolomiti, introduzione di tecnologie innovative al servizio dell'escursionista e le nome di un progetto che ha lo scopo di continuare a comunicare la cultura di montagna utilizzando strumenti di nuova generazione, utilizzabili su smartphone e tablet. Continuerà poi il progetto Montagna Amica e Sicura, che punta a garantire l'informazione e quindi la prevenzione degli incidenti in montagna. Per la realizzazione di queste progettualità la Giunta Veneta ha disposto la concessione al CAI Veneto di un contributo complessivo di 80.000 euro. Un importo di 100.000 è stato invece assegnato alle comunità montane, unioni montane, per un intervento straordinario di ripristino dei sentieri alpini veneti in ambito Dolomiti UNESCO. È stata poi finanziata la Convenzione per la protezione delle Alpi con l'assegnazione di un contributo di 15.000 euro come compartecipazione alle spese per le iniziative del cronoprogramma dell'anno scorso realizzate in Veneto dalla presidenza di turno italiana, e infine è stata inserita fra le azioni del programma Eccellenza Dolomiti UNESCO l'iniziativa della Fondazione Angelini di Belluno denominata Dolomiti App, che mette a disposizione del turista e del frequentatore della montagna, soprattutto se giovane, una pubblicazione digitale per ciascuno dei sistemi dolomitici proclamati da UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Approvate anche una serie di iniziative in occasione dell'Expo di Milano, quella che ha visto da parte della provincia di Belluno la posa in opera di 18 pannelli, cui se ne aggiungeranno altri. Si prevede poi l'individuazione di alcune tipologie di luoghi di interesse, i grandi itinerari dolomitici, ma anche i balconi panoramici, i centri visitatori, i punti informativi, i musei, i geositi, tutti progetti che vedranno la collaborazione di Regione Veneto, provincia di Belluno, comuni e Fondazione Dolomiti UNESCO.